È la resa dei conti, stasera o dentro o fuori. O siamo ai mondiali o ci guardiamo la terza fase finale consecutiva dal divano di casa, rosicando perché non ci stiamo. Stasera l'Italia si gioca l'accesso, il pass per la rassegna americana della prossima estate, e io vi vado a ricordare l'unica volta che abbiamo vinto uno spareggio per andare ai mondiali, ovvero quello del 97. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'andata dello spareggio tra Russia e Italia dell'autunno del 1997, e oggi, come se fosse una finale come è stasera, parliamo della gara di ritorno, parliamo di Italia-Russia del 15 novembre 1997. All'andata a Mosca è finita 1-1. All'Italia basterebbe anche lo 0-0 per qualificarsi, ma attenzione, perché la Russia è una squadra che può mettere in difficoltà gli azzurri di Cesare Maldini. Si gioca allo stadio San Paolo di Napoli. La Russia, devo dire che inizialmente crea anche qualche pericolo all'Italia, nonostante non abbia delle bocche da fuoco così forti per impensierire una delle difese certamente migliori del mondo come quella italiana dell'epoca. Poi all'inizio del secondo tempo, al 53esimo, in una classica azione di rimessa, lancio dalle retrovie, Pierluigi Casiraghi ad ampie falcate si avvicina all'area di rigore, resiste alla marcatura del difensore e di sinistro mette la palla in rete. È il gol partita. Dopo questo gol l'Italia amministrerà, controllerà abbastanza bene il risultato e la partita fino al fischio finale che porta l'Italia direttamente a Francia 98. Italia-Russia 1-0. Speriamo che sia di buon auspicio per la partita di stasera, che non si gioca in casa, però a questo passava il convento. Guardate qui il poster centrale, si poteva anche staccare e attaccarsi in camera per ricordare il gol di Casiraghi che ci porta ai mondiali. Vedete qui, ho ripreso proprio da dietro, quindi sembra anche difficile capirlo, e vi faccio vedere anche un po' tutto quello che aveva preparato il Guerin Sportivo per Italia-Russia, che fu la partita, ripeto, decisiva per la qualificazione. Eccolo qui. Qui c'è anche il tabellino della partita e qui c'è anche la squadra azzurra schierata per la partita di quella sera che ci portò ai mondiali francesi, poi terminati ai quarti di finale. Insomma ragazzi, stasera tutti uniti per tifare per l'Italia. Speriamo di farcela, speriamo di arrivare ai mondiali, anche perché almeno così quest'estate si potrà fare qualche video, qualche dibattito anche sui mondiali con l'Italia presente. Questa è la prima parte, diciamo, della partita della settimana. Poi ci vedremo anche sabato per commentare una partita del campionato che riprende in questo fine settimana, ma naturalmente stasera siamo tutti concentrati per seguire le sorti dell'Italia di Gattuso. Bisogna andare ai mondiali, per forza.